Gorizia, Verona, poi Venezia. L'urlo di rabbia delle carceri del Veneto e non solo. I malumori degli agenti di polizia penitenziaria, le proteste violente dei detenuti cui il sistema non sta offrendo nient'altro che la detenzione. Mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di condizioni indecorose per un paese civile, il Partito Democratico passa all'attacco. Nordio non può nascondersi dietro al suo decreto inefficace che va ritirato. Sono le dichiarazioni del segretario veneto Andrea Martella, che ha convocato intanto un'assemblea straordinaria a San Leonardo per il 29 luglio, invitando anche i cittadini per discutere del caso Venezia. Nordio si era presentato dicendo che avrebbe messo al centro il tema delle carceri nel programma di governo, non c'è stato niente, al Senato se ne sta discutendo, ma è un decreto vuoto e come sempre ci sono grandi divisioni all'interno della maggioranza. Il PD in Senato ha chiesto al ministro Nordio un'audizione per spiegare come migliorare subito la situazione. Il decreto per Martella lascia tutti scontenti, eppure il confronto con le opposizioni non c'è stato. Per protesta rispetto ad un atteggiamento inaccettabile, i democratici insieme alle opposizioni hanno annunciato che non parteciperanno più ai lavori della commissione. Bisogna intervenire perché ci sia la certezza della pena, ma anche perché non sfugga la possibilità rieducativa. E le nostre carceri non possono essere degli inferni danteschi. Lunedì la chiamata ai cittadini veneziani di tutto il centro-sinistra per chiedere le dimissioni del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il ritorno alle urne. Dobbiamo farlo anche per rianimare il futuro della città.